ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non mangiarne, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. E dai, No! non si riferiva a questa, fidati, clicca. E se invece fosse questa e poi ci cacciasse via? Tanto, Adamo, che differenza fa? Se devo stare in questo paradiso e non posso postare neanche una foto alle mie amiche per farle un po' ciccare, che me ne frega di rimanere qua? Ma che amiche? Siamo solo io e te. Appunto, non passa più. Ma dai, Adamo, un po' di curiosità. Ma tu non senti la tentazione di entrare in una chat? Vedere su YouTube un filmato divertente? Visitare uno di quei siti, diciamo? No? Ma se siamo già nudi! Sì, ma siamo innocenti e non ci fa nessun effetto per adesso. Ma dopo? Ma tu come fai a sapere tutte queste cose? Te le ha dette il serpente? No, Vladimir Luxuria. Senti, ma dici che potrai trovare anche una cura per me? Magari digitando dolore alla costola? Certo. E io, per esempio, potrei aprire un blog di moda. Ho visto delle foglie con cui verrebbe fuori un completino veramente Fico! Avanti, Adamo. Questo è l'albero della conoscenza, che magari ti dai una svegliata. Siamo qui solo da un giorno e tu sei già rimasto indietro anni luce. Dici? Un click? Mm-hmm. Click. Eva è stata Eva, perché Adamo stava bene anche così, ma la donna è sempre stata avanti, sì. Quanta strada abbiamo fatto da quel dì. Eva, grazie ad Eva, oggi il vero paradiso è questo qui. Sono l'uomo del 2000 e comando me. Posso fare quel che voglio, basta un tocco sullo schermo, tutto il mondo al mio servizio con un click. Dai! Grazie, continuiamo con l'applauso. Amici, ma altro che cacciata dal paradiso! Ma il paradiso è cominciato allora! Quando l'uomo ha aguzzato l'ingegno, Ma noi oggi non ci rendiamo nemmeno conto di cosa sia il progresso! di quante conquiste ci abbia regalato. Ormai diamo tutto per scontato. Oh, ma i nostri progenitori vivevano al freddo, Nudi, facevano la fame! a stento arrivavano a fine mese. Come adesso! Ma un giorno finalmente qualcuno scoprì il fuoco. E quando lo scoprì, pensa quanta gente sarà andata da lui a dirgli: Scusa, ti da accendere? E il fuoco ci permise di cucinare i cibi. è Brontosauro! Oh, finalmente qualcosa di cotto. Non se ne poteva più di mangiare tutto crudo. Crudo. Sushi. Anche tu adesso credi di fare tanto il figo quando dici agli amici: ragazzi, andiamo a mangiare il crudo? Pensa quanto vanti che ti sei.
o 1 milione di anni fa mangiava solo che quello. Ciao. E il fuoco poi ci ha permesso di sconfiggere il freddo, il gelo. Per cui oggi ci lagniamo persino che il riscaldamento è troppo caro. Ed è vero, ma non averlo non sarebbe peggio. Per cui quando rientri in casa il termostato segna 35 gradi e tua moglie dice: Amore, alzi un pochino che ho freddo. Noi dovremmo ringraziare chi dal fuoco ha tratto i caminetti e poi le stufe, gli scaldabagni, le caldaie. Che poi arriva il tecnico e ci sentiamo dire: Oh! Ma chi sei che ha fatto sta porcaria di impianto? veramente ti? E dovremmo essere contenti di dargli sti 100 euro. In nero, perché questo è il progresso. Sì. Pensiamo alla sanità. Ormai ai primi sintomi possiamo subito prenotare una visita. E guardi, signora, ci sarebbe un buco il 25 novembre Ah, bene, dai. 2031. Mamma mia. E senta, e privatamente? Domani mattina alle 9. E pensate a tutte alle infinite possibilità di svago che abbiamo adesso. Ma ormai possiamo divertirci in ogni momento. Al lunedì con le slot e i videopoker. Il martedì le scommesse online. Mercoledì bingo e super enalotto. Il giovedì ti staccano la corrente. Venerdì arriva l'ufficiale giudiziario. E il sabato tutti in strada! Sì. E del resto, giocare è più forte di noi. Pensiamo ad esempio ai videogiochi. Ormai coi videogiochi. Ma coi videogiochi possiamo giocare ovunque. Beh, spero anche in questo momento, dai. Oh, so che è al lavoro, non so che è qua. Se ci sono bambini in sala, diamogli subito a DS e a Nintendo che non siano in astinenza, O vogliamo ancora credere a quella storia per cui... No, nostro figlio solo 20 minuti al giorno. Non vogliamo che diventi dipendente. Certo, con te fa comodo però che magari devi fare shopping o stai parlando con un'amica. Mamma, andiamo. Un attimo, non vedi che sto parlando? Andiamo, via. Ti che dal giochetto e ti sta a parlare quanto che ti vuole, no? Ciao. E cosa è diventato il semplice gesto di una foto? Che a noi italiani, anche i tedeschi per dire la verità, questa cosa del braccio ci è sempre venuta bene. Sì. No, perché 70 anni fa tutti così. Adesso tutti così. Ormai la malattia più diffusa dopo il gomito del tennista è l'indice da telefonino. Questo è il mio cane, questo è il mio gatto, le vacanze a Capri. E se si incontrano due mamme? Ciao. Il piccolo come sta? Benissimo, grazie. Per caso hai una foto? Per caso? Qui è stamattina alle 8, qui alle 8:05, qui alle 8:15, qui alle 8:20, alle 8:40, alle 9, alle 9:15. Ormai un bimbo ha il book fotografico ancora prima di nascere. Al quinto mese di gravidanza ha già la foto dell'ecografia in 3D. È vero. Come mia nonna, alla quale abbiamo regalato finalmente la cornice digitale con 1500 fotografie dentro. E dopo un mese. Ah, ragazzi, non si vede mica più niente. Sono sparite tutte le foto. Nonna, per caso l'hai toccata? La cornice? No! Ciò.
e c'era diventata scura. Allora ho messo la moce con l'argenteria per illustrarla. Ma non è un paradiso tutto questo? Non siamo tutti forse più felici? Certo, adesso ci sembra tutto bello e tutto facile. Eppure il progresso ha dovuto superare tante difficoltà, Perché non è che sia stato un percorso proprio semplice, Ma pensa al primo che ha inventato la ruota. Che bella. Sicuramente qualcuno è andato là e gli avrà detto: A cosa serve? come cosa serve? Ma pensa, e gira, no? E già era necessario. Ma pensa, con uno facciamo la carriola, con 2 la bicicletta, con 3 il triciclo, E con 4? una rivista mensile, 4 ruote. Sti giovani, ma dove andremo a finire? Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel. Oh, ma pensa quando hanno inventato la lavatrice. E tutte quelle donne abituate a lavare a mano avranno pensato: E c'era ora. sì, ma moltissime invece avranno detto: ah, non vien ben. Ti vuol mettere a var a man? Dimmi, è lavatrice? Già era necessario. Eppure adesso cosa sarebbe la nostra vita senza la lavatrice? La vita delle donne, ovviamente, visto che per gli uomini la lavatrice non è stata ancora inventata, no? Sì, certo, l'uomo sa che in bagno... Sa. Non ti sa, non ti sa. Sa che in bagno esiste un quadrato bianco con un oblò. Ma per lui è sempre stato solo l'appoggio per la Gazzetta dello Sport. Eppure, prima o dopo, anche all'uomo capita l'occasione di cimentarsi con l'ignoto. E normalmente l'esperienza gli rivela l'impensabile vena artistica di Picasso. Lavatrice di bianco con calzino rosso, il periodo rosa. Jeans made in Cina su capi delicati, il periodo blu. Carico di lana a 90 gradi. Il periodo infeltrito. E quando butta dentro una camicia con le maniche arrotolate. I jeans con le gambe annodate e i calzini tipo pallina da golf. Allora si arriva al puro cubismo. E qui il fenomeno straordinario è come un uomo Che magari al lavoro ricopre incarichi di grande responsabilità. in grado di fare l'ingegnere nucleare. Di pasteggiare a transistor e fisica quantistica. A casa sia del tutto incapace di assimilare questi semplici dati. Bianco 90. Colorato 40. Strucca star. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness. Ma pensate a quando hanno inventato il ferro da stiro. Vabbè, questa è proprio un'invenzione che ti viene da dire. È il ferro da stiro. Ma c'era necessario. Eh. Perché adesso Tino ti lo sa. Non sa niente sto qua. Oh. Ti tenga a sentare che è in prima fila. voglio dire. Adesso Tino ti lo sa, ma guarda che stirare. Vero? Intanto vuol dire tirare fuori l'asse. La tolla. Che siccome è pratico, hai avuto la bella idea di incastrare tra l'armadio e il muro. Davanti? No! Dietro l'aspirapolvere Un scatto e onde intrighi. e la ciclette Un quadro dello zio pittore. e il mocio L'albero di Natale di plastica. e un pianoforte a coda. Praticamente un trasloco.
Una volta tirata fuori l'asse, la tolla, bisogna aprirla. Giusta però, Sì, perché grazie ad un simpatico meccanismo a molla, al quale negli anni hai sacrificato più di un dito la tolla si apre solo a scatti. e mai quello giusto. O 17 centimetri O 2,35 m. Va bene, dai. Va bene dai, stirò così. Oh, vuol dire poi mettere l'acqua distillata Usare l'appretto, e il panno copriasse. che è sempre tutto bruciato e non arriva mai. Papà mio vende già curto così, io vende. E allora, di fronte a tutte queste difficoltà, è naturale che tu dica: Non ho voglia di stirare oggi. combatti, vai a. Stiro domani. E guardi sul cocuzzolo della montagna di biancheria. Che sta aspettando di essere stirata Domani. E nevica, Siamo a quota 1200, in alto. Altissima, tantissima, strapazzatissima. E sarà che la montagna, come dice Thomas Mann, è incantata. Ma è in alto sparisse roba, Altro che triangolo delle Bermuda, E negli anni, oltre ai Bermuda, mi si sparie mutande, calzini, magliette. E se per caso chiedi, amore, ma io non avevo una maglietta gialla? Gialla? Non ti piace neanche il giallo? Ah no? Ma anni dopo, grazie ad un'impavida spedizione capeggiata da tua suocera, Che per un atto di mera pietà si è offerta di venire lei a stirare. viene rinvenuto a quota 800 metri qualcosa di giallo ormai pietrificato. Tipo mummia de Similaun, così. La mia maglietta gialla! Ah no, sei mia suocera! Però un mondo senza il ferro da stiro è impensabile. Cosa andiamo via tutti strapassai? Ma sarebbe un mondo strapazzato. Vorrebbe dire negare una delle ragioni di vita più importanti per le nostre mamme. Che sembrava non vivessero altro che per dirti: Ma ti va fuori sti stati? Dammi che a camisa che gli dago una stirata, che dopo è gente dice, ma non gana mamma che il fio! E la mamma stirava tutto. le tende, Le mutande, le lenzuola, i fazzoletti da naso i calzini. e perfino... No, mamma, noi a voi, riga, sui jeans, mi pare essere un deficiente. delle righe così affilate che ti potevi tagliare il salame. Ti potevi... Che miseria, no? Però se la riga la fanno Dolce e Gabbana, 760 euro e tutti, che figo! Per cui a quei geni che hanno inventato la E microfibra i vestiti che non si stirano? verrebbe da dire: Ma siete orfani! Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like E la lista delle invenzioni sarebbe lunghissima, Pensate ad esempio a quando hanno inventato l'ascensore. Oltre a tutti quelli che, come sempre, per principio avranno detto: A cosa serve? ma era necessario. Pensate a tutti quelli che ancora oggi appena sentono ascensore
A me l'ascensore non monto, Neppur voi altri mi manca l'aria, mi vado a pie. Eh sì, perché per moltissime persone l'ascensore è motivo di fobia. E se dopo si blocca? O se stacca un cavo e caschiamo tutti? Senti, no! Che brutta morte! Certo, ma se l'alternativa è farsi ogni giorno 10 piani a piedi, 97 scalini. Ma ti pensi di vivere tanto di più? Eppure l'ascensore ha rivoluzionato il mondo, amici. Perché senza di lui non avremmo i grattacieli. E nemmeno i nostri favolosi condomini. Al che il signore, pensando ai propri condomini, ha detto: e non c'era meglio. Perché ti ha problemi con i tuoi condomini? Ti deve essere l'unico. Pensa solo anche a quei pochi secondi in cui li incontri in ascensore. Vabbè, un po' di imbarazzo, certo, ma in fondo si è sempre così gentili. Salve. Salve, buonasera, salve. Lei va al 9, vero? Sì, grazie. Beh, parlare non se ne parla, E allora cosa si fa? Il sorrisetto di circostanza. Lo sguardo basso? L'occhiata all'orologio, poi al cellulare. Un sospiro? La lettura dei dati tecnici sulla placchetta d'ottoni. Portata massima 270 kg, però. Lo sguardo sperso nel vuoto, fingendo di essere assorto in chissà quali pensieri. Ma se questi pensieri si potessero sentire. È da 12 anni che abiti sotto di me e mi chiedi ancora: lei va al 9, vero? No, stasera vado al terzo, poi faccio 6 rampe saltando, così per variare. Del resto abito in un condominio dei deficienti. Sì, ridi, ma ti te diverti tanto a parcheggiare a macchina davanti al mio garage. Ti sa che domani mattina ti arriva la lettera dell'avvocato, no? Ti sa che ridai che mi faccio dopo mi, testina! Mi ha anche attaccato un cartello sul parabrezza. Lei è un incivile! Ti aspetti che ti sposta in macchina e te adesso finché ti va via di testa! O ti pensi che non sappia che il sacchetto degli scoasse che ti assi tutti i giorni davanti a porta di casa sei tuo? Signor postino, è da un po' che non mi arriva la posta. Per forza ti ha butto via me. Col sto Vanity Fair faccio corriendo i pandai domenica agli stadio e sempre io farò finché che il deficiente detto figlio suona chitarra elettrica e un de sedia a sera, ma fosse bravo po'. Ah, che soddisfazione fumare la sigaretta e buttare a cicca sui nanetti di terrazza. Che gioia mandare mia moglie a sbattere la tovaglia e vedere che i piante sono tutte piene di fregole. Ma se penso che tua moglie ha accadito, ma perché una sera non venite da noi? Ma dica che il scatto è onde tua moglie, che invece di sparare ste bue e a comincia a mettersi un per de savate invece di andare in giro poi a casa in tacco 12 o vado a sentire tutta la sera Ma cosa fate di notte voi? Spostate i mobili?
No, perché dopo ti te anni che mio suocero de notte tiene televisione alta. Sa, ci vorrebbe una cuffia. Certo, ce l'aveva. Gliel'ho spaccata a me! Ma se sono arrivato perfino a comprarmi un can, pensami che odio le bestie. Go comprare il peso, un chihuahua! Pur di avere la soddisfazione che abbaiando vi rompesse i coglioni. Io ne faccio una questione di principio. Se adesso sento Bajar che a Pantegana nevrastenica, giuro che stanotte tacco tutto lavatrice, asciugatrice, condizionatore. Mi sono fatto installare un contatore da 16 kW pur di taccar tutto e rovinarti a vita. Prega il tuo Dio alla prossima riunione di condominio Che ti capi bisogno di domandare qualcosa, anche solo di mettere una pianta sul pianerottolo. o che ti salti fuori ancora con quella troiada degli addobbi natalizi sulle scale. Mi comunque te voto contro. Sì, te voto contro. Perché te odio. Te odio, te odio! Siamo arrivati. Sì. Allora, buona serata. Ma buona serata a lei e mi raccomando, mi saluti tanto la sua signora. Senz'altro non mancherò, anche lei la sua. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like Quanta strada ha fatto il progresso. Eppure di fronte alle sue novità si è sempre sentito rispondere: Ma era necessario. 5 milioni di anni fa. Quando l'uomo camminava ancora a 4 zampe, un nostro antenato si pensò di dire: Che sarebbe? Ehi papà, hai visto? Sai che bene stare eretto su 2 zampe? e il papà: Ma è necessario? Papà, dai, prova, stai diventando vecchio, prova. E così abbiamo queste libere. Sti giovani, ma dove andremo a finire? E per venire in un'epoca più recente, pensate allo shock dei nostri genitori negli anni '80. Oh, scusa. Oh, Contiago. Ehi. Oh. Cos'è sta roba? Il Walkman, papà! E cosa serve? Ti ascolti la musica per strada, no? Sto qua. Oh. Sì, ma era necessario. Senti. Mamma mia, ma chi sei questi? I Rocket! Ah, sei a chi deficienti pitturai de Porporina? Devi tenerti aggiornato, papà! Stai diventando vecchio! Chi? Mi? Ora sto qua. E pensa da saper tutto e ori. Poi guarda come chi va in giro a vestì. Sti giovani. Ma dove andremo a finire? E siamo arrivati ad oggi. Onestamente l'epoca più bella. Preferivate vivere in un'altra epoca? Signora, ha detto di sì. Sì, che mi preferivo vivere al tempo degli egiziani. Beh, in effetti guardando, uno non può che pensare a una mummia, No, stiamo scherzando, dai, stiamo scherzando. Ora che perdi un tocco di benda, signora. Scusi, c'è un archeologo in sala. No, che poi onestamente gli egiziani, vabbè, ma intanto bisognava andare via tutto il giorno così. E poi, signora, il faraone, uno era. Tutti gli altri erano degli schiavi e che toccava andare in giro tutto il giorno con un blocco di granito da 1,5 quintali. Va ben che ha detto, sono già abituata con mio marito.
Da quando che si andà in pensione poi, io qua tutto il giorno, altro che blocco di granito. Noi stiamo bene in questa epoca qui. E non ci capiterà mai di dire... Ma era necessario. Perché noi amiamo il progresso. Amiamo la tecnologia. Che rende le nostre giornate, ma davvero più felici. Sì, più felici dalla mattina fino alla sera. Al sorgere del sole, avvolta da una musica da fiaba, Apri gli occhi tra le lenzuola di raso la colazione servita a letto. e la voce sensuale. Buongiorno, principessa. Lei è sempre più giovane e bella. E poi lo sa che ha perso anche oggi 2 centimetri di girovita. E George Clooney arriva col caffè solo per te. Nespresso, what else? Bello, eh? Ah? Sì, nel mondo dei sogni. Ti sei ancora a dormire. La sveglia suona Adesso! Un trauma. E infatti appena suona che cosa facciamo? Repeat. Resto altri 5 minuti a letto. Sì, dai. al caldo, dai. Ma se già passa 5 minuti. Veramente 5 più 5 più 5 più 5 è già passata mezz'ora. Oh, la domenica mattina che potresti rimanere tranquillamente a letto. Ai 5:30 ti sei con gli occhi sbarai che ti guardi il soffitto. E dunque pure oggi ti tocca cominciare un'altra giornata. Caffè. Che bello caricare la moka con gli occhi ancora chiusi, ribaltando il caffè tutto intorno. E quando te vieni su e a valvole aperte ti fa il laghetto sui fornelli, no? Televisione. Buongiorno, allarme maltempo, è in arrivo una nuova bomba d'acqua. Scarica l'applicazione dell'oroscopo di Luisa De Giulis. Ecco i cambi dell'euro sulle principali monete europee. Ciao, sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. No, guarda che io sono Carl. Il bollitore per il tè. Pane tostato con burro e marmellata. Sì, nei film. Ma è mattina, ma chi sei che ha tempo? E ai bambini un bel Kinder fetta al latte freddo da frigo. E via con le... E ora se parte o non parte fa applauso. Comincia, non va. E via con le pulizie! E qui la donna si trasforma in Robocop. Con una mano scarica la lavastoviglie della sera prima. Mentre con l'altra ha già imbracciato la sua protesi naturale, il polletto. Col piede destro stende la biancheria. E col sinistro spolvera i mobili e lava i vetri. E riesce in 10 minuti a pulire tutta la casa. E misteriosamente riesce a fare anche mezz'ora di cyclette. Operazione conclusa. Hai finito in bagno che devo prepararmi? E qui non c'è tecnologia che tenga. Tu, donna, apri la porta e sai già cosa ti aspetta. Ma la bomba d'acqua è in bagno da me. Pavimento allagato. Asciugamano bombo buttato sul bidet. Lo specchio pieno di dentifricio. Sul lavandino un paio di mutande sporche. E lui con lo spazzolino elettrico in bocca. Un attimo! Guarda, ti strangolerei direttamente, ma ho una cosa più importante da fare adesso. In mezzo alle acque che lei riesce a separare come Mosè. Piastra ai capelli. In ceramica, ovviamente. Sì, perché ti spiego, se non hai la piastra in ceramica non sei nessuno, E ti metti là in velocità col tempo contato. Guarda che ben, dai.
Davanti, perché da Drio Dica poco da metterti così col collo intorno a. non ti riesci a vederti, allora cosa fai? Ti va a caso. E vai, e vai, e vai, e vai, finché ti senti spulsa da brusà. Che se donne che si ustiona tutte le mattine e va fuori di casa con i segni in testa. Dopo va dal parrucchiere che dice: Ma hai i capelli tanto rovinati, Ma ti fai la piastra a casa? qualche volta. Sì, ma non tutti i giorni. No, la faccio anche 2 volte al giorno se devo uscire la sera. Ma a questo punto è tardi, è ora di uscire. Sei sulla porta di casa. E prima di chiudere controlli E il gas? le luci, E il ferro da stiro? i rubinetti, Ma cavarò contro AB. e dai le chiavi, E il tutto. portafoglio? Ma soprattutto Dai ragazzi. il telefonino. Impossibile uscire senza. Ti senti perso. T'è più nudo. E soprattutto già in colpa, perché sai già che sarai costretto a giustificarti. E ormai chi ti crede? Ed ecco la classifica delle 5 verità alle quali non crede più nessuno. Visto che per primi voi non vi credete, adesso ad ogni voce risponderete con un ironico sì. Dai, proviamo. 1, 2, 3. Sì. Al numero 5. Scusa, ma mi si era scaricata la batteria. Sì. Al numero 4. Scusa, ma ero in un posto dove non c'era campo. Sì. Al numero 3. Scusa, ma oggi ho dimenticato il cellulare a casa. Sì. Al numero 2 per le donne. Scusa, era in borsa e non riuscivo a trovarlo. Sì. E al numero 1, la meno credibile di tutte. Scusa, ma ero al Teatro Toniolo a vedere Carlo e Giorgio. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like Insomma, non c'è una scusa che funzioni. E il telefonino quindi dobbiamo portarlo con noi sempre. Tenerlo acceso sempre. E rispondere sempre. Anzi, per sempre. C'è gente che si fa seppellire col cellulare, Metti caso che ti te svegli. Oh, non si è svegliato te, vita, si sveglia a mordo. Però è vero che col telefonino non siamo mai soli. È iniziata una nuova era. Ed è bello che sia così perché comunicare crea legami, amore. E se prima era semplicemente ama il prossimo tuo, Adesso siamo andati ben oltre. Chi ama il prossimo tuo? quello in rubrica naturalmente. Ma tu quanto paghi? Insieme al tempo ormai è la più classica delle conversazioni. Io ho la tariffa mega. Ho mega minuti, mega sms, mega giga verso tutti. Dovrei passare ad informarmi anch'io, perché con la tariffa ultra spendo troppo. Ho solo 100.000 giga di navigazione e 1.500 minuti al giorno. È un po' limitante, E noi vogliamo essere limitati. No! Ma se esiste una tariffa da 1.500 minuti al giorno, Quando un giorno dei minuti che nega solo 1440. vuol dire che siamo già super mega ultra oltre! E possiamo comunicare ovunque. Per strada! Ma quanta gente incrociamo che sta parlando al cellulare, no? O quello che magari ti viene avanti con le mani in tasca e all'improvviso si mette a urlare. Ma si vergogni, non eravamo d'accordo così. E pensi, speriamo abbia l'auricolare, perché una volta questi metteva in manicomio. In macchina? No, beh, in macchina, ragazzi, si sa, è proibito usare il cellulare. Sì, buonanotte. Vogliamo parlare dell'autobus? Questo crogiuolo multirazziale nel quale appena entrato ti guardi
E pensi. 1. Ma sono l'unico italiano qua. Due. Ma sono l'unico che oggi non va a mangiare segue. 3. Che non passi per la testa a qualcuno di parlare con colui che gli sta a fianco. Perché in autobus ormai non ci sono più passeggeri con cellulare, Ma cellulari con passeggeri. massiccia signora ucraina con Nokia del 2008. Janno Prosnia pannolone 3x2. E qual è l'elemento che ti fa dire anche a 50 metri di distanza Arana badante? La giacca in finta pelle? No, L'anziano signore al suo fianco? no. E a tinta dei capelli, no? Cose incredibili. 12 cingalesi si contendono l'utilizzo di uno smartphone comprato in multiproprietà. Tocca a me! È che tra l'altro anche i cingalesi ormai li trovi dappertutto. L'altro giorno si rompe l'autobus, ferma tutto, apri il motore. Dai amico, Cupra rosa. No, dai, qua. Guarda qua. Dai, Cupra. Va bene, dai, tappa. 2 mini smartphone su 2 studentesse. Che ripassano in piedi, Con il libro in una mano. mentre con l'altra digitano a A velocità, velocità supersonica. senza nemmeno guardare la tastiera. Peraltro con delle unghie di 20 centimetri dipinte perfettamente. E pensi, ma come fanno? Visto che tu, anche da seduto, Con 2 mani. per avvisare tua moglie che domani arriverà l'idraulico, sei riuscito a scrivere. Av detto li frai loco ce sviene da mani alle neve. E manco mai che ti senti l'italiano. E poi c'è sempre un anziano a cui suona insistentemente il lode. Guardi che le suona il cellulare. Si vede il mare. Sì, il cellulare. Ah, è perché ho la suoneria bassa. Me ne vorrà una di più forte. Sì, è la sirena dell'ambulanza a capo. Che tra l'altro va bene tenere le persone al passo con i tempi, ma un po' di buonsenso, no? Il nonno non può continuare a vivere nella preistoria. Allora per il suo compleanno gli regaliamo un bel iPhone 6. Tieni nonno, auguri. Grazie, che bello. C'è il rasoio elettrico. Ma no, nonno, è un telefono. E a chi go da telefonare? Che i miei amici sono tutti morti. Ha una fotocamera eccezionale, nonno. Un display da 84.000 megapixel, un processore da 64 GHz. Guardami, il sistema operativo è compatibile sia col PC che col Mac. Ma i gettoni dove vanno? Ora, a uno che vive ancora nella cabina telefonica. E non per trasformarsi in Superman. Ma se ti che regalavi una bottiglia di graspa, ma non ti facevi più contento?
Insomma, in autobus tutti col telefonino in mano. Tutti, compresi i 2 zingari che se Dio scampargli di corsa. va. Oh, il mio! Oh! E ripensi a quando in viaggio passare il tempo voleva dire fare la settimana enigmistica. Il quesito della Susi. Risate a denti stretti. Forse non tutti sanno che... Cosa? No, dico rubrica. Forse non tutti sanno che... Ma cosa ti che ne sa ti che ori noi lo sa? Ma no, ora intendevo... Forse... Non importa, insomma, leggere un libro o sfogliare un giornale. Sì. Che tu da dietro spiavi, no? Ah, ora ti te spostavi, no? No, non so ti volti. No, guarda, basta che ti te sposti. Oh ragazzi, adesso col tablet è scomodo. E c'ho con riflesso, non ti vedi bene, no? E poi continua a scorrere pagine. E poi guarda, così ingrandisco, così rimpicciolisco, scorro. E ti rendi conto di come in pochi anni sono cambiati i nostri movimenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora ragazzi, se adesso volete ripetere i movimenti che facciamo noi ne saremo felicissimi. Tanto li conoscete già perché li fate già tutti i giorni. Cellulare jouet! Rispondere. Stringere. Allargare. Scorrere. Rassegna stampa. Non c'è campo. Batteria. Batteria. Bluetooth. Viva voce. Selfie. Selfie con bastone. Bastone senza selfie. Digitare. Mouse. Vibrazione. Sfaccente. Tweet. WhatsApp. Instagram. Aggiornare. Scaricare. Lettera. Testamento. Pugno sotto al mento. Orologio a tradimento. Facebook! Allora, a proposito di Facebook, pubblicato 30 secondi fa, ore 10:30 da Pamela De Rossi. Ho appena cambiato il pannolino alla piccola Samantha, era davvero pieno di cacca. Ma questo è il bello di Facebook. Sapere in tempo reale le cose importanti che stanno facendo i tuoi amici. Mi pare da essere qui a cambiarlo sto pannolino. Mi pare da sentire anche il profumo. Guarda, I like. Mi piace! E con Facebook non solo puoi seguire i tuoi amici per tutta la giornata. Ma ti rendi conto di come siamo tutti collegati? Allora qua, ore 11. Dai un bacino alla piccola Samantha, io invece sono bloccata in ufficio. 2 colleghi ammalati, fino a stasera non ce la posso fare. Ma star su Facebook ti fa benissimo, però. E te manca anche a tempo. Ragazze, oggi auto nuova. Ore 12 sto raggiungendo mio marito in concessionario. E chiunque legga quel messaggio immagina già la scena. E infatti lui, il marito, è a macchina del suo. Ma la cavariaca già scelta. Bella, nera, sportiva, cabrio. E col venditore ha pure azzardato un... È questa, è lei, la prendo. Davvero? Sì, certo. Sì, va bene, dai. No, davvero, cioè, l'unica cosa... Ah, ecco. Devo prima Dai, dillo. parlarne con mia moglie. Ah, ti hai visto? Quest'auto lui non la comprerà mai. O perlomeno non questa.
Infatti appena arriva la moglie al concessionario... Si mette a fissare la macchina senza nemmeno il bisogno di parlare. Amore, è questa, hai visto? Cosa dici? Ti piace? Ma come non ti piace? Amore, guarda che è nuovissima, ci danno 7 anni di garanzia. Ha il motore nuovissimo, è un turbo diesel, è silenziosissimo, anche se si tratterebbe di un turbo diesel di ultimissima generazione, Volkswagen tra l'altro. Poi ha il controllo di stabilità, ABS, airbag. Ma cosa se Dio di? Cerchi in Lega. Ma una donna in macchina è già tanto se si ricorda di fare la benzina, no? Le chiedi, amore, hai pagato il bollo? Bollo? Hai portato la macchina a fare il tagliando? Tagliando? All'uomo interessano tutte queste caratteristiche tecniche, potenza, cilindrata, cavalli. Ma per la donna cavalli è solo uno stilista. La donna compra con gli occhi. A me piace quella. Quale? Quella con gli specchietti fucsia, le maniglie rosa e il lettore MP3. La Pinky Pinko. 57.000 euro, amore, ma ti sei fulminata. Poi sinceramente io ho guardato anche quella prima, guarda che come prestazioni non è granché. Beh, non sarebbe l'unico caso in famiglia. Comunque questa è troppo piccola, guarda il bagagliaio, non c'è nemmeno posto per il passeggino. Il passeggino? Ma se ti sei in menopausa da 10 anni! Beh, comunque è fatta questa. Allora adesso faccio una foto alle mie amiche, la pubblico su Facebook così possono vederla. E la foto della nuova macchina arriva per prima sul telefonino della sua amica Giovanna, che alle ore 15 si trova qui, presso la scuola per l'infanzia Santa Benedetta. In una di quelle occasioni in cui la tecnologia esprime appieno uno dei suoi momenti più drammatici. La recita di fine anno. Protagonisti bambini? No, i nonni. O e c'è qualcosa di peggio dei nonni alla recita scolastica? Sì, i nonni alla recita scolastica col tablet in mano. Oh, ma va benissimo pure la fotocamera, la telecamera, la fotocamera digitale. La maestra. Allora un attimo d'attenzione per cortesia. I posti delle prime file sono riservati ai genitori dei bambini dell'ultimo anno. Per loro è molto importante sapere che i genitori sono qui vicino. Ok? Siamo d'accordo? Bene, potete accomodarvi. E tutti i nonni subito. Occupato! Una nonna qualsiasi è in grado da sola di occupare 76 posti in 8 secondi, Mi scusi, è libero? Occupato! Ho capito, ma ha sentito la maestra. Se mi metto dietro, non è che mio figlio mi veda. La vedrà dopo a casa. Senta, io lo capisco. Voi nonni ricoprite un posto importantissimo ed è giusto. E allora se è giusto io occupo 7, 10, 15 posti, quanti che voglio, va bene? Ma per fortuna la recita sta per cominciare. Che però nessuno vedrà in diretta perché sono tutti impegnati a registrare dal tablet, del tablet di quello davanti. Oh, qui in ultima fila e a recita e a vedi in differita di 3 ore. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo. Ah, guarda mio nevoto, guarda, sei neanche il più bello di tutti. No, perché non faccio per dire, ma sta il triga a tutti quanti un fiantino al viso da miserietta. Ma io no, Guarda, è a mia, brava a bailar, brava a cantare, brava di tutto, sì, oh. Guarda che salto che ha fatto, guarda! More alla nonna, more! Guarda che mega visto che è a mia. E a se matta c'ho perso nonni. Noi altri, no st'altri.
Vero Jessica che ti va sempre malvolentieri da st'altri nonni? Io adesso il video che della recita che io carico sul gruppo dei miei amici del corso di computer che oggi non potesto neanche andare. Allora qua, carica video. E così alle ore 16 il video della recita scolastica viene visto dagli amici del corso di computer. Allora qua, ciò che a Giancarla nega mandare il video della recita adesso ne voda. Per cui oggi non sei venuto al corso. Ma sei morta. Peccato. Perché con Photoshop che avevo ritoccato a foto poi a epigrafe. Non importa, è bien buona, sì, non manca tanti anni. Sì. Ascolta, ti che ha fatto e sono per casa qua. Sì, ma non capisco. Se 3 giorni che ogni volta che accendo il computer mi viene fuori sempre donne nude. .com. Ah, ti San Catì! Ma ti senti a vedere che il sito... No! Mio figlio! Ma se non ti ga neanche a fiori. Senta, ascolta, ti che ti sai, adesso ti insegno me adesso. Adesso apri una finestra. Dove vai? Ma no, quea! Ti non ti capisci niente dei PC. Ma se sei 45 anni che go a tessera? Ascolta, ti che ti sa, per scaricare la posta bisogna andare su YouTube, vero? YouTube. Sì. Ti clicchi A Clicco. e ti metti il pin. Ti dà un pin. Ma no qua, Ah no. in giardino. La password. La password. Ma non mi ricordo password. Fa niente. No. Ti haga scritta su un foglio. Sì. Bravo. C'è che non mi ricordo dove che ho messo il foglio. Sì mi ricordo Ma la che mia sei? password. Zedischi. Ah, whisky. Whisky, bravo, Whisky. whisky. No, password non corretta. Whisky. No. Whisky. Whisky niente. Prova col cognac. Il professore aveva detto scegliete una parola facile da ricordare, come ad esempio il nome di una persona cara. Escort. Ah, che so entrato adesso, ti hai visto? E mi è arrivata anche la mail di conferma Ah, di sì. prenotazione Ah. visita medica. Ma ti ha fatta a te? Sì, E sei partito? come ti fa a saperlo? Visita ginecologica approfondita. È proprio vero che alla nostra età, per prenotare online, bisogna avere a mona. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like Avete visto cosa vuol dire essere tutti collegati? E con Facebook non solo la giornata ti scorre via veloce, Ma parafrasando Forrest Gump, Facebook è come una scatola di cioccolatini. non sai mai quello che ti capita. E allora, ad esempio, potresti ricevere una notifica alle 18? Che ti dice che Angela Scarpa ti ha inserito nel gruppo Noi della Quinta B. Ma che è la vera idea geniale di Facebook! Ritrovare i vecchi compagni di scuola! Quelli che sai è dai tempi della maturità che non vedi più, 20 anni. Ora noi pensavamo che se da 20 anni non ti vedi più con uno, E non hai fatto il minimo sforzo per informarti su che fine avesse fatto. e non sei disperso in Russia, Forse un motivo che sarà, no? cioè forse tanto simpatico non te c'era, ecco. Cioè, io non so, ma voi avete un bel ricordo di tutti i vostri compagni di scuola? Paramisse, penso che Cocertico ho passato tutti i giorni della mia vita per 5 anni, mi viene male. Mi 6 anni, vedi te.
E allora dicevamo... Quando non capivamo. Ma cosa ti va in cerca di ritrovarti? Oppure ti potrebbe arrivare una notifica alle 19. Maria Las Vegas sta bevendo un aperitivo con Giuseppe Terzi. Ora che Giuseppe Terzi è sposato con Ma infatti famiglia. qua si trattaria e di... No, beh, scusa, no. Ma avete mai sentito di coppie andate in crisi per colpa di Facebook? Mai? Ma qualche vostra amica a dire... Ma si può sapere questa qui che ti chiede l'amicizia? Ma che caspita vuole? Vabbè, a volte capita che magari uno si metta a chattare più insistentemente mattino, sera, notte, pomeriggio, notte fonda. E appena gli vai vicino ti manda via seccato. Anzi, prima il gira il computer perché non ti vedi. Ma di sicuro è fatto senza malizia. Ma sì, dai, ma dico ti. Se tuo moroso facesse così, ti andaresti via di testa? Ma dai, non credo. Potrebbe mai venirti il sospetto, tanto da andare di nascosto a leggere tutti i suoi commenti. Il link? La lista degli amici. Mai! E se proprio ti dovesse capitare, è solo perché passavi di là casualmente Stavi spolverando, e casualmente ti è capitato di tirare fuori il suo computer dalla custodia, accenderlo, digitare la sua password, guardare tutte le sue foto, la mail, la cronologia la cartella documenti. e copiare tutti i suoi dati in una chiavetta USB tua. Ma non è per mancanza di fiducia. No, è che dovevi spolverare. E poi si sa, amici, un po' di sana gelosia è il sale di un amore. Ma hanno scritto libri, hanno fatto film sulla gelosia. Una delle più grandi opere mai scritte da Shakespeare ha come protagonista la gelosia di Otello. E secondo voi se un genio come Shakespeare vivesse oggi, l'Otello, non lo ambienterebbe su Facebook? Oh, Iago. Iago Somì è il cattivo, ma cattivo fisso. Cioè io godo nel far star male gli altri. Lui poi che si dice che con mia moglie... Otello! Oh, Iago. Otello! Iago. Tutto bene? No, Iago, no. Ho appena controllato la pagina Facebook di Desdemona. No, Otello, non avresti dovuto! Ma ti ne ho gradito te? Sì, lo so, ma per il tuo bene. Lei e Cassio sono amici. E te l'avevo detto. E si scrive continuamente e pubblica le foto. I like, taggami. Condividi! Lui questa mattina si è svegliato e ha scritto: siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Lo so, crede di essere Shakespeare. E lei? Era scritto una roba del tipo... L'attesa del piacere. Non è forse essa stessa il piacere? Ma ti sa già. Ma è sempre le stesse che gira, sei tutti i poeti del copia e incolla, dai. Comunque, Otello, cosa vuoi che sia sta roba qua? Però ti sa. Vedi, Iago, No, dico, vedi? non è niente di serio, Anche se... Ecco, voglio la prova, Iago, la prova del tradimento. Ma davvero la vuoi? Ti dico di sì. Ma davvero, davvero? Oh, e te dico di sì. Venzo, contento ti. Allora adesso ti registrerai in Facebook con un nickname falso. Dai. Nickname. Animo, Otello il nome! Potrei chiamarmi il Moro di Venezia. Bravo, di che anno sei? 1293. Perfetto, ti registrerai come Moro93 e chiederai subito l'amicizia a Desdemona dicendo che ti sei Cassio. Ma per cosa ti vado a offendermi? Ora che sei Che sei? è che ti sei creato un falso account in Facebook per non essere riconosciuto. Sì. Le scrivi subito una frase poetica e ti vedi a cosa che risponde. Sì, Dai, scrivi sì. una frase poetica, dai. Adesso così? Dai. E non mi venga. Dai, forza. Generosa donzella, nell'aulica magione nella quale dimorate, ma appariste un'aurora nella vostra trasfigurata Buonanotte, beltà. mio nonno! Oh!
Guarda che in Facebook bisogna essere veloci. Ah, veloci. Qua bisogna proprio che partiamo dall'ABC, eh. Per esempio, come sai che ti scrivi però? Beh, ti mi offendi, scusa. P-E-R-O accentato. No, però in Facebook se XO. Ah, ok. E tanto TNT. Come il Corriere? Esatto. Ah, ok. Guarda cosa che potremmo scrivere. Dammi. Prego. Allora, cara Desdemona, non vedo l'ora di accarezzarti. Ma Iago, ma se pieni errori di ortografia da far paura qua. Ma no, è perché in Facebook si scrive in velocità. No, beh, scusa, velocità, se ti scrivi non vedo l'ora tutto attaccato, di accarezzarti con l'H davanti. E c'ho accarezzarti, no? Ma qua non è questione di velocità, c'è analfabetismo. Ma che te frega, Otello? Che me frega. E se poi lei risponde sì? Se lei risponde sì, questa è la prova del tradimento. E vado a massa? No, cosa ti massi? No. No! No. Aspetta. Moro 93 ha creato l'evento strangolamento presso camera sua. Beh, strangolamento. Su che ora ti pensi di andare? Su è 8, che sia prestino. No, va bene, va bene. Ore 20. Invita tutti i tuoi amici. Guarda, una ha già risposto! Desdemona! Cos'è che ha scritto? Parteciperò! Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like Così, dopo aver passato l'intera giornata a seguire i tuoi amici su Facebook, A mandare WhatsApp a battere il tuo record personale di 8.300 punti a Candy Crush Saga, e ogni tanto anche aver fatto finta di lavorare. finalmente stanco, rientri a casa. La tua casa, il tuo regno, i tuoi veri affetti. La tua PlayStation, Il tuo Sky. la tua macchina idrosemina comprata a 49,90 solo da Lidl. E soprattutto la tua cucina. Sì, perché cosa sarebbe una casa senza la cucina? Non sarebbe nient'altro che una grande camera d'albergo. E questo spiega perché di generazione in generazione tutti i genitori continuano a ripetere: Ma cosa credi, che questa casa sia un albergo? non è un albergo, infatti c'è la cucina, il luogo per eccellenza dove è un piacere incontrarsi e dialogare. Com'è andata oggi a scuola? Bene, Cosa avete fatto? niente. Io non capisco cosa che andate a scuola a fare, che tanto non fate mai niente. Mamma, non è che non facciamo niente, è che tanto se ti spiego non capisci. Sì, tua mamma non capisce mai niente, ti sei invece il genio della famiglia Einstein, ti sei, va là. Ti spacco chi ha Xbox uno di sti giorni e butta fuori dal balcone, va bene? Sei pronto? Cosa sei qua? Spaghetti e seppe. Sergio sei risotto dei pevaroni, non ti che vedi? Pevaro, sei 30 anni che ti dico che non mi piace i pevaroni. Tino, ti mi ascolti? Mi importa, fa quello che ti vuole, non importa. Ascolta, intanto metto sul caffè. Oh, ascolta, intanto metto sul caffè. Oh, ti parli con me? No, vedi Tindo, Semo, parlavo con quello del telegiornale. Ed è proprio per ricreare questo calore domestico Che tu per la tua cucina hai voluto investirci così tanto. e soprattutto Anche a gente che vede, no? Ed è qui che la tecnologia ci viene incontro. E tu, pur in 45 metri quadri di casa, non hai una semplice cucina. Hai una super cucina ultra design. Naturalmente con l'isola centrale. Sì, ma un'isola talmente grande che per andarci bisogna prendere il traghetto. Praticamente a Sicilia.
Doppio piano di lavoro. Lavello a tripla vasca. Piano cottura. A induzione, naturalmente. Frigorifero smart ultima generazione. Che ti avvisa lui quando finisci i pisellini e i broccoletti e te li ordina online. Un freezer talmente potente Che lasciandolo aperto mezz'ora risolvi il problema del riscaldamento globale del pianeta. E per concludere, un alto forno per acciaierie industriali. Con 376 modalità diverse di cottura. Grill Programmato. automatico. Con preriscaldamento veloce. Telecontrollato. Memory. Vasca idromassaggio. Sauna finlandese. Bagno di vapore al profumo d'arancia. Funzione cena a lume di candela con Belém Rodriguez. E tutto intorno a te una miriade di elettrodomestici che fanno della tua cucina non una semplice super cucina ultra design, Ma una cucina ultra design super accessoriata. la macchina per le crepe ce l'hai, Il coltello elettrico ce l'hai. l'affettatrice anche, E così pure la friggitrice, il frullatore, lo spremitore d'aglio. la grattugia elettrica, il set fonduta, la macchina per scavare palline di melone. Tutte cose che in fondo sono il minimo perché possa esprimersi appieno il master chef che è in te. Ma chi è Benedetta Parodi con le sue ricettine al tuo confronto? Ma chi è Gordon Ramsay? Carlo Cracco. Alessandro Borghese. A te, solo a te la dea della cucina ha svelato i suoi misteri. E ti ha reso nel tempo Uno chef esperto, raffinato. spietato. E adesso, entrando in un bar a mangiare un tramezzino, senti l'esigenza di aggredire il cameriere. Che cos'è questa roba qua? Fa schifo, tu pensi che io possa mangiare questo schifo, eh? È salmone, senti al gusto del salmone, eh? Senti, questo è salmone? No, infatti se uovo è prosciutto. E se sei invitato a cena a casa di amici ormai porti con te dei pennarelli colorati per dare i voti sulla tavola. Presentazione 4, creatività 2, gusto 0. Scusa, ma è indelebile? Certo. No, è tovaglia di mia nonna! E del resto, ma vengano loro a mangiare da te. Ma anche all'ultimo momento, Nonostante il fatto che tu abbia lavorato tutto il giorno, in 10 minuti tu sarai in grado di sfornare le più incredibili le cornie. Attention, s'il vous plaît! Ce soir, escargot compitou à la Julien, framboise à la Varenne, su un letto di purée de pommes de terre. Voilà! Bravo lo chef, bravo. Con la tua cucina ultra design che ci vuole? Un attimo. Basta usarla. L'alto forno, 376 modalità diverse di cottura, un pacco così di istruzioni e sei ancora dentro del forno. Il doppio piano di lavoro, ma cavi che via al manco a carta quei sciocchette, no? L'isola, anche il TG5 ormai ha dato notizia che da mesi hanno interrotto i collegamenti. Perché la verità è che già mentre stai tornando a casa, Il solo pensiero di metterti a cucinare e poi dover ripulire ti fa venire la nausea. così pronunciando la classica frase "Cosa mangio stasera?" Apri il frigorifero smart e la visione è di quelle da disastro post-atomico. Niente! E nel niente Uno yogurt scaduto da 7 mesi. un pezzo di grana sul quale la vita ha ripreso a pulsare a livello di muffa. Una carota rinsecchita sulla quale spiccano strane macchie scure. Una testa d'aglio appartenuta a Tutankhamen che al contatto con l'aria si disintegra. E all'improvviso, senza nemmeno il tempo di reagire, vieni travolto da un'ondata mefitica. Mamma mia! Ma se qua quei dell'Espurgo Pozzi Neri?
E sull'ultimo ripiano in fondo. Una delle cose più tremende che il mercato del cibo confezionato possa offrirti. Tempo di conservazione in frigo dal momento dell'acquisto 2 ore e mezza. E realizzi invece che tu 3 settimane fa al supermercato avevi detto: Ma sì, dai. Ma compro una confezione di petti di pollo. mamma mia! Così richiudi il frigorifero smart Senza guardare la miriade di elettrodomestici che ti circondano? e che pesano come un macigno sui tuoi sensi di colpa da Masterchef. Prendi il telefono. Pronto? Ristorante Pagoda? Sì, buonasera, senta. Anche stasera? Anche stasera, sì. Il solito. Solito, sì. I voltini primavera, pollo alle mandorle, pilla cinese. Sì, grazie. E senta il nome? Oh, sapete già? Nome sul campanello? Masterchef delle Balacche! La spettatrice perché è lì dall'anno scorso a attaccare la friggitrice, finì in pronto soccorso, sperare ogni giorno che funzionino da soli, perché le istruzioni sono scritte in Maori. È un bel giorno dire basta e buttarli via. Ciao frullatore, ciao frullatore, ciao frullatore, ciao. Ciao affettatrice, ciao friggitrice, ciao impastatrice, ciao. Ciao! Ciao, ciao! Ma certo che qui è un attimo, che un elettrodomestico passi di moda e... Ciao, ciao. Si rompe l'aspirapolvere? Quanto ci vorrà per sistemarlo? Che ne so, non sono mica un mago, Poi di questa non si trovano mica più i pezzi di ricambio. Non so mica se valga la pena, E quindi... Ciao, ciao. Ciao, ciao. Porti il computer ad aggiornare e ti rispondono. Ma è un dinosauro questo? Ma dove l'hai preso a Jurassic Park? È dell'anno scorso. Sì, preistoria! E quindi? Ciao, ciao! Ciao, ciao. E dovrei sistemare questo televisore al plasma. Al plasma non vorrà dire, perché sti televisori qua li faceva con Gero piccolo. E hai come la sensazione che tutto vada ad una tale velocità Che in un attimo tutti gli strumenti che hai intorno sono già vecchi. eppure tu ti tieni informato. Informatico! Informa! Sei andato pure a correre al parco. E incroci una bella ragazza sui 20 anni. Bel fisico. Bel sorriso. E stai già pensando... Ho fatto colpo. devi avermi visto anche correre il mio famoso scattino. Non la biasimo se si è già innamorata di me. Si è fermata anche alla fontanella ad aspettarmi. Un'altra attacca al tuo fucile. Fai! E lei? Prego, faccia pure. Beva prima lei, signore. E ti giri prontamente a controllare quale persona anziana ci sia dietro di te. Signore! E lì capisci che anche tu... Come i tuoi elettrodomestici. Ciao, ciao!
Perché capita a tutti, no? Quella prima volta, ad esempio, in coda alla cassa. Chi tocca? E non lo so, guardi, credo ci sia prima la signora. Ah, ti sei andata via di testa, Te crolla il mondo addosso, vero? Oppure le due commesse in negozio. Jennifer, io finisco la ragazza, segui tu la signora? Signora chi? Brutta sbarbata che potremmo essere coetanei. Sì, coetanea di sua mamma, però. No, io sono giovane, sono sempre sulla cresta dell'onda. Mi tengo sempre aggiornato. Io ho lo spirito del progresso in Sono me. sempre al passo con i tempi. Io non sono vecchio, mi sono fatto anche tutta la notte in coda per accaparrarmi l'ultimo modello dell'iPad. Il prossimo? Finalmente. Vorrei anch'io l'iPad 6. Forse lei intendeva l'iPad 12. Ma com'è il 12? Ho fatto tutta la notte 8 ore in coda per il 6. Ma lei sa in 8 ore quanti nuovi modelli sono usciti questa notte? E quindi adesso c'è il 12. Vabbè, ma cosa serve? È più sottile, più veloce, scaricare le nuove app è facilissimo. Guardi, sta parlando con me, però devo dire che, cioè, ma dico, ma già era necessario. Ma scusa, ma non dai meglio prima? Avanti, signore! Si tenga aggiornato, non vorrà mica diventare vecchio. Ma chi? Mi? Ma guarda sto qua. Crede da saper tutto ori. Poi guarda come che va vestito. Sarà che è pieno di tatuaggi. Sti giovani, oh. Dove andremo a finire? Come along if you feel like a room without a roof. Come along if you feel like happiness is the truth. Come along if you know what happiness is to you. Come along if you feel like that's what you want to do. Put me down, can't run. È uno spettacolo interattivo per cui poi, se volete anche cantare anche voi il ritornello più bello. Penso che il progresso sia proprio un'avventura miracolosa. Ma qui ogni giorno esce una cosa nuova e misteriosa. Tu col tuo nuovo iPad noti che ne va fuori. Mentre il tuo figlio di 3 anni e mezzo ti ha scaricato già tutte le app E tu ti senti un mondo. Sarà che noi tutti viviamo in un mondo ormai virtuale. Ma basta Equitalia per riportarti a quello reale. Tutti Twittano tutto per poi non dirsi niente. e ti diventi sempre più deficiente. Ma questi sono e resteranno per sempre i migliori danni della nostra vita, i migliori danni della nostra vita. O ti aggiorni O ti vivi come un eremita, i migliori danni della nostra vita. Batteria esaurita, i migliori danni della nostra vita.
finita perché tutte le cose belle prima o poi finiscono. Infatti siamo qua fin mercoledì. Ecco. No, se già 3 sere che siamo qua, basta adesso. No, amici. No, ecco, no. Questa parola obsoleta, no. Bis, non possiamo. Non mi hanno chiesto bis. Nozzo. Il bis non si può farlo! Oh. Ragazzi! No, qua è poco da scherzare, per il bis non si può fare perché, capitano... Cosa c'è, Cicci? Cosa Abbiamo un grosso problema da risolvere qui a bordo. Dimmi, Cicci. È perché abbiamo il computer di bordo che non funziona. E non possiamo andare in navigazione col computer rotto. Ma no. Ma non capisco perché. Sulla scatola c'è scritto Palmare. C'è scritto così. Nozzo. Comunque, è a tecnologia, vecchio. È a tecnologia. La tecnologia sì pericolosa. Altro che adesso non puoi più neanche rubare un telefonino che subito quello aggancia la cella di dove ti trovi. Qua ti trovi già in cella ancora prima che ti ciappa. Poi, scusa. Noi altri, adesso. No, dica, noi altri, adesso. Col biglietto elettronico. E il filtrin come se lo facciamo?